È giallo sul lago di Garda per il ritrovamento in un parcheggio del corpo di una 47enne. La donna aveva la testa fracassata. Gli inquirenti stanno ascoltando delle persone legate all'ambiente familiare. La violenza sulle donne non si è fermata durante il lockdown. I dati registrati dall'associazione Belluno Donna, che gestisce i centri antiviolenza in provincia, fotografano un fenomeno ancora sommerso. Il ministro De Micheli riaffida la gestione del nuovo ponte di Genova ad Autostrade del gruppo Benetton e scoppia la polemica in seno alla maggioranza. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti sulla vicenda. Nel bollettino del mattino 7 i nuovi casi positivi in Veneto, tra loro 3 italiani e 4 cittadini stranieri, contagiata anche una bimba di appena 1 anno. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha sgominato un traffico di carburante venduto senza pagare l'IVA, arrestate 4 persone. Tragedia questa mattina a Salzano, scontro tra 2 auto che finiscono in un fossato, a perdere la vita una ottantenne, grave un'altra anziana. Il legno di Vaia per aiutare le spiagge nella stagione del Covid. A Eraclea Mare la presentazione di un progetto all'insegna della solidarietà tra mare e montagna. Buonasera, bentrovati telespettatori di Antenna 3. È un terribile fatto di cronaca ad aprire questa sera il nostro telegiornale. L'uccisione di una donna, Barbara, di una donna, questa mattina, ritrovata questa mattina vicino al centro termale di Lazzise. In queste ore sono in corso gli interrogatori di marito, figlio e familiari, ma facciamo il punto nel servizio di apertura. Micaela Bicego, 47 anni, di Bussolengo, è stata trovata con la testa fracassata nel parcheggio del centro termale di Colà. Moglie e madre nella serata di martedì era uscita di casa non facendoci più ritorno e infatti è stato il figlio 19enne a dare l'allarme alle 4 di notte, chiamando i carabinieri. Alle 6:30 la macabra scoperta: il corpo di Micaela si trova a terra accanto alla sua automobile, a scorgerlo una ragazza che sta facendo jogging. Sul posto i militari dell'Arma Scaligera, coordinati dal maggiore Stefano Mazzanti, comandante dei Carabinieri di Treviso fino al settembre 2019. Il ritrovamento in un'area tranquilla e isolata, come si vede da queste immagini del sito online Verona Sera e come conferma il sindaco Sebastiano Luca. La zona è sempre stata tranquilla, diciamo un po' la parte più tranquilla di Lazzise, movimentata appunto dalle persone che si recano quotidianamente alle terme, ma non è una zona, anzi forse c'è stato un incontro proprio in una zona tranquilla che poi è culminato in questo modo. Vista la natura delle lesioni, i carabinieri del nucleo investigativo hanno ipotizzato che la donna sia stata travolta di proposito dal suo assassino. Per tutto il giorno il PM Alberto Sergi ha ascoltato i familiari di Micaela, compresi il figlio e il marito, dal quale pare si stesse separando e con il quale nelle ore precedenti ci sarebbe stata una lite. Il telefonino della donna è stato sequestrato, al setaccio il registro delle chiamate. È sicuramente un omicidio e da stabilire appunto la causa e le motivazioni, anche se sembrano di tipo complementare, ma quindi devo fermarmi. In attesa degli esiti dell'autopsia, sulle sponde del Garda è giallo sul massacro di una donna che da poco si era trasferita a Lazzise dopo anni trascorsi a Bussolengo in una merceria, una vita interrotta in quello che sembra un incubo di mezza estate. E la violenza di genere non si è fermata nemmeno durante il lockdown. Questa è la fotografia scattata da Belluno Donna. Il lockdown non ha rallentato il fenomeno della violenza di genere in provincia di Belluno. Il dato statistico rilevato dall'associazione Belluno Donna ha registrato un lieve calo nelle richieste d'aiuto, ma il numero di donne che nei 3 mesi di chiusura totale sono state costrette in casa con i maltrattanti è comunque importante. 42 donne nuove, cioè che mai si erano rivolte a un centro antiviolenza, hanno chiesto aiuto. 52 quelle seguite dalle operatrici nel percorso di uscita dalla violenza. 286 i colloqui telefonici effettuati. Le storie parlano di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e minacce, per il contrasto delle quali sono annunciate a breve nuove linee guida del questore di Belluno per il ritiro cautelare delle armi a tutela di chi è vittima di soprusi.
Se le richieste di aiuto sono diminuite nei primi mesi di lockdown, dalla riapertura la curva statistica ha ripreso il suo preoccupante trend. In provincia di Belluno 3 nuove donne a settimana si rivolgono agli sportelli che Belluno Donna ha attivato a Feltre, Belluno, Sedico e Ponte nelle Alpi. Il nostro è un centro anomalo perché il territorio è molto vasto, dice Anna Cubattoli, presidente di Belluno Donna. Indubbiamente problematica è la situazione per chi risiede nell'Alto Agordino, così come in Cadore e in Comelico. Ed è di pochi giorni fa la pubblicazione del report Conto su di me sulla violenza economica che Belluno Donna ha realizzato con la collaborazione di Iside e Centro Veneto Progetti Donna e che è frutto delle attività avviate negli anni finalizzate a garantire un'autonomia economica alle donne vittime di violenza. Parliamo adesso del piano Italia Veloce presentato ieri dal governo che prevede la realizzazione di 130 opere in Italia, tra cui la pedemontana veneta. Abbiamo un commento appena raccolto dal collega Nicola Marcato, un commento del governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamolo. Allora, Presidente, Italia Veloce è un piano strategico da 200 miliardi. Nel piano, Presidente, si parla molto di nord-est, dalla pedemontana al Mose all'autostrada Venezia-Trieste. Cosa ne pensa di questa iniziativa del governo? Ma guardi, io non voglio fare il bastian contrario, però le dico che la pedemontana l'abbiamo sbloccata noi e sarà realizzata, ultimata entro i primi mesi, io spero, del 2021. Così vale per il Mose, che non è un'opera nostra, è un'opera del governo, ma mi risulta che da qui alle prossime ore si vada a una sorta di inaugurazione, ovvero venerdì prossimo. E molte altre opere. Io direi che invece bisogna adottare il sistema del Ponte Morandi, togliere tutta la burocrazia e ovviamente iniettare risorse per le opere pubbliche. Pensi solo ad ospedali e viabilità che possiamo realizzare, siamo in grado di farla velocemente, ma bisogna che il governo ci sia. Su questa partita penso che non si risolva il problema semplicemente con questo, dando il nome a un provvedimento di Italia Veloce. Mi sa che si va ancora piano. E parliamo adesso di coronavirus, perché ci sono 2 nuovi casi in provincia di Treviso. Oltre al 57enne kosovaro giunto in ospedale con un infarto e risultato positivo, anche la nuora è stata contagiata, mentre si attendono i tamponi sui nipoti e la moglie. In Veneto questa mattina erano 7 i positivi, tra i quali una bimba di appena 1 anno, e dall'Electrolux la notizia di 2 operai positivi ai test sierologici volontari. Ma facciamo il punto. Ricostruiti i contatti del 57enne kosovaro risultato positivo al Covid. L'uomo, che era stato qualche giorno fa a Jesolo, è arrivato in ospedale con un infarto del miocardio acuto, operato e come da prassi eseguito il tampone. Risultato positivo al tampone, quindi isolato e portato in malattie infettive. Resta in ospedale chiaramente perché, essendo stato da poco operato al cuore, verrà seguito dall'equipe di cardiologia e malattie infettive. È un positivo però asintomatico, questo è il dato importante. Immediatamente si è attivata la macchina sanitaria per verificare con chi il 57enne era venuto a contatto. Immediatamente è stato allertato il SISP, la dottoressa Pupo e i suoi collaboratori sono andati a domicilio, hanno fatto il tampone ovviamente a tutta la famiglia, al figlio, alla nuora e ai nipoti. Per la nuora il risultato è arrivato, anche lei è positiva, ora si attende di sapere l'esito dei tamponi eseguiti alla moglie e ai nipoti. L'uomo non lavorava, quindi nessun contatto lavorativo. Una ventina di giorni fa sembra fosse tornato dal Kosovo, poi ci sarebbe stata la gita a Jesolo con la famiglia. Ieri il malore. Se non ci saranno ulteriori problemi, spiega Benazzi, dopo il decorso operatorio l'uomo è stato infatti operato in cardiochirurgia e di 14 giorni canonici per la positività al coronavirus potrà tornare a casa. E da Susegana arriva un'altra notizia: 2 operai impiegati sulle linee di produzione dello stabilimento di Electrolux, che avevano aderito ai test sierologici volontari promossi dall'azienda, avrebbero manifestato anticorpi apparentemente compatibili con il Covid. I 2 operai saranno sottoposti al tampone, poi sarà l'ULSS a prendere eventuali decisioni. Al test, affidato ad una società privata, si sono sottoposti circa 250 lavoratori su 1100 unità. I 2 lavoratori sono stati sospesi per il momento dal lavoro.
Ed ancora un altro trevigiano risultato positivo al Covid-19. Sta meglio il 55enne iscritto alla piscina di Valdobbiadene. L'uomo si era recato dal medico con sintomi influenzali, anche in questo caso rintracciati e controllati tutti i contatti. Questa vicenda, che nei giorni scorsi ha destato apprensione nell'Alta Marca, sembra essersi conclusa senza nessun focolaio. E a proposito del contagio, c'è un'ultima ora dalla provincia di Venezia. Un imprenditore di Mira è risultato positivo al test Covid-19 una volta giunto in Africa per motivi di lavoro. L'uomo è stato sottoposto al controllo, come riporta anche il Corriere del Veneto. Al suo arrivo in aeroporto in Africa ha forti interessi economici e rapporti diplomatici. E c'è anche un nuovo caso di positività da Covid-19 in provincia di Belluno, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. L'epidemia da Covid-19 non si è spenta in provincia di Belluno, mentre si avvia verso il definitivo esaurimento il focolaio epidemico legato ai 2 lavoratori dell'Eurobrico di Feltre e la progressiva conclusione del periodo di isolamento dei soggetti coinvolti. Ieri l'azienda ULSS Dolomiti ha registrato una nuova positività Covid a carico di un'anziana signora kosovara rientrata dall'estero domenica scorsa. La paziente si è presentata al pronto soccorso di Belluno con una sintomatologia abbastanza impegnativa ed è attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive del San Martino. 9 contatti stretti dell'anziana donna afferenti all'ambito familiare sono stati sottoposti a quarantena e hanno eseguito un tampone di controllo, il cui esito è atteso nelle prossime ore. Il caso è stato segnalato alle autorità sanitarie di frontiera. In questi giorni il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti è impegnato nella gestione dei rientri dall'estero che richiedono particolare cautela e all'emissione dei provvedimenti richiesti dalle disposizioni nazionali e regionali. Nel dettaglio, soltanto negli ultimi 3 giorni sono stati isolati a domicilio e tamponati quotidianamente fra le 10 e le 15 persone. L'ultimo decesso per Covid in provincia di Belluno risale a lunedì. Al San Martino è morta una donna di 93 anni, ospite della casa di riposo di Alpago. L'anziana si era negativizzata, è risultata nuovamente positiva. Portata in ospedale, si è spenta poche ore dopo. Maxi, operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha sgominato un traffico di carburante venduto senza pagare l'IVA. Il carburante arrivava dall'est Europa e veniva venduto omettendo il versamento dell'IVA tramite 13 società cartiere sparse in vari stati dell'Unione Europea, riconducibili a 4 imprenditori, 2 padovani residenti a Monselice e 2 napoletani, che sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Padova dopo un'indagine lampo durata appena 40 giorni. Oltre agli arresti, 20 perquisizioni a Padova, Verona, Milano, Terni, Napoli e Caserta. Sotto sequestro sono finiti beni per oltre 95 milioni di euro. 95 milioni di euro e il sequestro preventivo. Sono stati una parte di questi 95 milioni sono costituiti anche da contante. Sono stati sequestrati su un solo conto diversi milioni di euro, 4-5, e avete sentito poc'anzi sono stati sequestrati circa 90.000 euro a casa delle 2 persone arrestate, titolari dell'impresa di Monselice. L'organizzazione in circa 3 anni ha venduto ad un prezzo competitivo a circa 100 clienti tutti italiani oltre 410 milioni di litri di carburante, emettendo fatture false per operazioni inesistenti e omettendo il pagamento dell'IVA. Una frode per oltre 433 milioni di euro. Le frodi sui carburanti sono un contesto in cui la Guardia di Finanza da parecchio tempo, in particolare questi ultimi mesi, sta ponendo grande attenzione perché sono un vulnus importante per i volumi prima di tutto, e il volume crea ovviamente poi anche ammontare di imposta evasa. Il carburante venduto in modo illecito veniva stoccato in un magazzino a Cologna Veneta di proprietà dei 2 imprenditori di Monselice, a capo dell'organizzazione che in totale gestiva 13 imprese utilizzate come escamotage per evadere il fisco. C'erano 2 napoletani soprannominati o titolare e o ragioniere. Le indagini proseguono per accertare eventuali connessioni con la malavita organizzata. Questo è tutto da accertare, non sappiamo ancora per elementi definiti. Parliamo adesso del caso politico di giornata che sta infiammando il dibattito soprattutto all'interno delle forze di maggioranza, dopo
che il ministro ai trasporti De Micheli ha riaffidato la gestione del nuovo ponte di Genova ad Autostrade del gruppo Benetton. È scoppiata quindi la polemica fortissima in seno alla maggioranza. Ci sono dichiarazioni anche molto dure del governatore della Liguria Toti, ma il problema è per l'appunto fra 5 Stelle e Partito Democratico. Ma abbiamo in studio il nostro direttore Luigi Baccialli per un commento su questa vicenda. Buonasera direttore. Buonasera, se non fosse vero sembrerebbe una barzelletta, una farsa. Questa mattina il ministro De Micheli ha annunciato che manterrà la concessione la famiglia Benetton per il ponte Morandi di Genova, anzi il nuovo ponte appena ricostruito, ed è come un fulmine a ciel sereno, perché dopo 2 anni di accuse, di un linciaggio mediatico senza fine, ricordate Di Maio davanti alle macerie del ponte crollato, ricordate quel giorno una tragedia nazionale con 43 vittime, disse toglieremo subito la concessione ad Autostrade per l'Italia. E di fatto Autostrade per l'Italia, con la decisione del Ministro dei Trasporti, la mantiene. Saranno i giudici ovviamente a stabilire quelle che sono le responsabilità del gruppo di Ponzano Veneto, di una famiglia che, come in tutte le grandi famiglie, ha messo a segno grandi risultati, ha dato lustro a questo territorio, ma ha anche fatto degli errori. E sarà un tribunale a decidere se il gruppo di Ponzano Veneto è responsabile del crollo del ponte Morandi. Però nel frattempo ripensiamo alle parole così giustizialiste, alle intemerate di una parte della politica, il gruppo Movimento 5 Stelle, che ha detto peste e corna di questa famiglia, anche comprensibilmente data la proporzione di questa tragedia. Però al di là del fatto che saranno i tribunali a stabilire se il gruppo di Ponzano Veneto ha delle responsabilità o meno, qui bisogna soffermarsi un po' su quello che sottintende a questo atteggiamento di Di Maio, di Toninelli, ricorderete, e cioè un odio sociale che riguarda tutto il mondo dell'impresa, riguarda chi riesce a creare benessere, chi è riuscito a creare tanti posti di lavoro, ed è proprio contro questo sistema produttivo che queste forze si scagliano sempre, con un giustizialismo senza senso e davvero inqualificabile e inaccettabile. E quindi per coerenza, quando uno fa il giudice, quando si erge così a magistrato, a chi vuole davvero stabilire la verità e lanciare accuse pesantissime ed emettere delle sentenze, è bene che prima studi, che prima capisca che non si può togliere una concessione così facilmente, non è una passeggiata, per non fare poi queste figure barbine. Quindi prima bisognerebbe che questi marxisti delle nuove generazioni che vogliono demolire tutto e che vogliono fare sempre i forcaioli, studino, si documentino e poi parlino, perché probabilmente prima o poi il gruppo Benetton potrà anche perdere la concessione, questa storia non è ancora finita, però altre persone perderanno la faccia. Grazie davvero direttore. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, a dopo. Rientriamo in studio per la cronaca che ci porta nel veneziano Assalzano, dove a perdere la vita oggi in un incidente stradale è stata una donna di 80 anni.
Un impatto tremendo che non ha lasciato alcun scampo all'80enne passeggera della Mercedes Smart condotta da un'amica sua coetanea, rimasta invece ferita. Illeso ma sotto shock il guidatore dell'utilitaria di grossa cilindrata, a sua volta finita nel fossato come la Smart dopo lo schianto. L'incidente verso le 11:15 del mattino in via 25 aprile a Salzano. I vigili del fuoco giunti sul posto insieme al personale sanitario del SUEM hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso alla conducente e alla passeggera che si trovavano all'interno della Smart finita nel canale di Scolo sotto il piano stradale. Le 2 donne sono state stabilizzate dal personale sanitario e trasferite in ospedale, ma come detto una delle 2 purtroppo non ce l'ha fatta. Mare e montagna, emergenza Covid e tempesta Vaia. Cosa c'entra tutto questo? Lo vediamo in questo servizio da Eraclea Mare. Insieme abbiamo messo Vaia e Covid e abbiamo trasformato una criticità in opportunità commerciali di promozione. La montagna che aiuta in maniera solidaria il mare promuove la montagna e la montagna promuove il mare all'interno di un Veneto appunto solidale. È solidale ma guarda anche all'economia il progetto lanciato da Eraclea Mare, dove da oggi i posti nelle spiagge libere saranno delimitate dal legno di Vaia, arrivato direttamente dall'altopiano dei 7 comuni. 2 emergenze, un unico obiettivo: garantire un'estate in sicurezza nell'era del Covid tra allarmi e allarmismi. Le postazioni serviranno a garantire i distanziamenti e flussi più ordinati, soprattutto nei weekend con l'arrivo dei pendolari, e questo senza brutture. Qualche mese fa eravamo davanti ai plexiglass con delle veri e propri recinti all'interno appunto della spiaggia che erano assolutamente da dimenticare e brutti anche da vedere. Quindi oggi ci sono delle prerogative minime, delle disposizioni minime, su queste però bisogna porre la massima attenzione. Dalla spiaggia libera a quella regolamentata, quindi nell'estate dove fino a qualche tempo fa sembrava quasi impossibile ripartire. Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a far partire una forma di stagione. Oggi siamo qui a parlare di turismo, di sole, di mare, di divertimento. Un'estate contrassegnata dal chilometro zero e dal turismo interno, dove ancora riecheggia la polemica innescata dallo spot della Locride, dove si diceva senza fronzoli che le spiagge del nord non erano sicure. Il nostro mare sicuramente non può competere con certi mari del sud per quanto riguarda le acque cristalline, ma semplicemente perché noi abbiamo il fondo sabbioso. Però ricordo che tutta la costa veneta è bandiera blu, quindi questo è un mare che è pulito, a differenza magari di altri luoghi dove l'acqua può sembrare più cristallina ma in realtà non è pura o è più inquinata di quella che in effetti è da altre parti. E c'è il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero, è arrivato proprio in questo momento, lo vediamo insieme. Sono 3 i nuovi casi di contagio in tutto il Veneto dalle 8 di questa mattina alle 17 del pomeriggio. 2 casi positivi in provincia di Padova, 1 a Treviso, poi ce ne sono 2 a Venezia, 1 a Vicenza, 1 fuori Veneto, però ci sono 4 che sono stati assegnati in altre realtà, quindi il saldo finale è di più 3, però per l'appunto ci sono questi nuovi casi tra Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Questa è la situazione. Vediamo invece i decessi, si sono registrati, lo vediamo sempre insieme, 2 decessi nella giornata di oggi con positività al Covid, 1 all'ospedale di Sant'Orso nel Vicentino, l'altro invece, soltanto un attimo, all'ospedale Covid-19 di Dolo nel Veneziano. Vediamo anche in ultimissima battuta le strutture territoriali, non c'è nessun decesso, quindi questa è la situazione aggiornata al minuto secondo. Non mi resta altro che augurarvi una buona serata, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo nella giornata di giovedì 9 luglio, avremo dunque condizioni di bel tempo. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto asciutto e stabile ovunque, con ampio soleggiamento e cielo sereno, vedete, o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Caldo in intensificazione con temperature minime fino a 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con la costante presenza del sole, cielo sereno, qualche addensamento sui monti ma nessuna conseguenza. Temperature minime tra i 17 e i 19 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, bel tempo soleggiato con qualche nube sui settori alpini di confine, ma anche qui non sono previste piogge. Temperature minime sui 18 gradi, massime invece intorno ai 32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.